sezione di Treviso. Treviso. L'ammassamento alle 9 del mattino, poi il lungo corteo aperto da fanfare, gonfaloni e autorità, gli alpini in armi, le sezioni estere, i gruppi storici rievocatori e le migliaia di penne nere, oltre 10.000 la stima arrivate da Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per dare vita al lungo sfilamento con cui si è conclusa la 3 giorni alpina di Asiago. Viale della Vittoria, il Sacrario, luoghi simbolo della città che vedono sfilare per l'intera mattinata, tra due ali di folla e di tricolori, l'orgoglio alpino in diretta dalle prime battute fino alla conclusione sulle emittenti di Media Nord-Est, con le sezioni trevigiane come sempre numerosissime, in almeno 2000 hanno raggiunto l'altopiano. Hai dietro appena un passo da te, non dobbiamo scavare in chissà quale libro di storia, ma... Quasi 3 ore di sfilamento, concluso con il tradizionale passaggio della stecca tra Asiago e la città che ospiterà la prossima Triveneta, Belluno. Amor di patria, rispetto del tricolore, fratellanza, solidarietà, coraggio, determinazione, volontà di essere e soprattutto di fare. Di tutto questo, come sindaco di Belluno, non posso che esserne fiero ad accogliere il prossimo raduno del terzo raggruppamento nel 2023. Infine la Maina Bandiera è la città che, sciolta dall'ufficialità, ha respirato a pieni polmoni l'atmosfera di festa. Non è una manifestazione folcloristica, questo è un momento di coesione che ricorda tutto quello che è stata l'attività di un anno. Stiamo parlando del terzo raggruppamento, quindi il nostro nord-est, definiamolo così, ma è anche la volontà per ringraziarli. La Regione è qui, diciamo, in forte presenza per ringraziare gli alpini per tutto quello che fanno. Si pensa alla protezione civile, all'attività sanitaria, il Covid e molto altro ancora, il soccorso alpino, e insomma tutte le attività di volontariato. E direi che se non ci fossero bisognerebbe inventarli.